un libro importante, un libro che restituisce verità, realtà storica di quello che è successo nel 1797 con l'invasione di Napoleone del Veneto. Il Veneto, che era uno stato neutrale, libero, era uno stato indipendente, è stato invaso da Napoleone, saccheggiato, derubato, deturpato anche nelle opere d'arte, nelle chiese, sono state portate via tantissime nostre patrimonio storico e culturale. E poi ci lascia anche un'altra eredità, che è quella di uno Stato centralista, surdamente centralista, che continua ancora al giorno d'oggi e che è stato l'impianto, diciamo, statuale impiantato da Napoleone, poi successivamente all'invasione, diciamo, del Veneto. Ecco, questi sono i due fili conduttori del libro. Ricordiamo anche poi le altre eredità di Napoleone, negative purtroppo, quindi la campagna di Russia che ha portato tantissimi, migliaia di veneti a morire in Russia, anche lì ha introdotto la leva obbligatoria con i veneti che non c'era mai stata precedentemente, quindi questo riporta diciamo, un po' di verità storica, un po' di quelle che sono di quello che è successo a dei fatti che sono stati fatti tragici per il Veneto. Nel libro raccolgo una serie di testimonianze, di documenti, di denunce dell'occupazione napoleonica della nostra terra e di come in tutte le terre della Serenissima ci siano state resistenze fortissime nel nome di San Marco. Quindi una dimostrazione di un grande attaccamento della nostra gente alla Serenissima e di una volontà di ribadire l'appartenenza a un popolo, una repubblica che aveva 1100 anni di storia alle spalle. Ci vuole ricordare un esempio emblematico di questa resistenza opposta dai Veneti all'invasione, chiamiamola così, napoleonica? Beh, sono molteplici, quella più significativa è sicuramente sono le Pasque veronesi, ma anche a Vicenza, nel piano di Asiago, ma nella Lombardia Veneta, Brescia e Bergamo, ma in Istria, ma in Dalmazia, ma in Corfù, ma in tutte le terre della Serenissima ci sono state sollevazioni nel nome di San Marco.